Calogero Conigliaro, nella qualità di ex assessore, fa un appello al Consiglio Comunale di Porto Empedocle in merito a una vicenda che lui seguì. Quale? Ricordiamola. Ma poco prima di andare via del rimbasto che ci fu, io mi ero battuto, avendo come interlocutori anche le associazioni culturali, per creare uno strumento che è previsto dall'inizio dallo Statuto Comunale, che è l'albo delle associazioni culturali. È un albo quindi che dà dignità a tutti quei soggetti che in questi anni hanno dato un contributo gratuito per la nostra città. Hanno creato teatri di strada, hanno lavorato per realizzare itinerari, momenti, attività culturali. Porto Empedocle è ricchissima di giovani e meno giovani che ha un contributo culturale. Ebbene, avevo fatto approvare in giunta lo schema di statuto dell'albo delle associazioni culturali. Questo strumento però per avere validità giuridica deve essere approvato dal Consiglio Comunale. Questo fatto è successo i primi di dicembre. Ad oggi il Consiglio Comunale non ha mai votato l'albo delle associazioni culturali. Io faccio un appello di responsabilità ai consiglieri comunali affinché prima che finisca questa benedetta legislatura di approvare questo strumento che da decenni il Comune di Porto Empedocle aveva, anche perché è previsto che in alcuni spazi della torre le associazioni che non hanno sede possano riunirsi durante le loro riunioni per la programmazione culturale da fare nella città. Quindi è uno strumento importante che dà dignità e spero, al di fuori dell'appartenenza politica, che questo strumento venga approvato al più presto.